Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. È stato presentato venerdì 16 aprile, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta all'Ipsia Marchesini di Rovigo, il corso IFTS per tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente, che prenderà il via lunedì 19 aprile. Questo ambizioso progetto è stato pensato e realizzato da una fitta rete di enti, associazioni ed aziende delle province di Rovigo e di Padova, che costituiscono il polo formativo del Polesine, di cui l'Ipsia Marchesini è capofila. La necessità è quella di ancorare il progetto al territorio e di offrire l'opportunità ai corsisti di poter raggiungere una preparazione personale e una spesa sul territorio in termini di gestione. Lo stretto legame tra il progetto ed il territorio è stato immesso in luce dall'assessore alla cultura e alla promozione del territorio Laura Negri e dal presidente di Coop Services Terenzio Zanini. La scelta di questo tema non è una scelta casuale, ma è una scelta che è stata condivisa da un tavolo che si è riunito più volte e che vedeva insieme sia i dirigenti scolastici sia il mondo dell'impresa, le categorie economiche del nostro territorio, nonché quelle sindacali. Si è voluto dare un approccio anche pratico, tanto più che verrà preso in considerazione un piano di programmazione urbanistica del nostro territorio. Il progetto fondamentalmente riguarda una figura professionale che ha come scopo la formazione e l'acquisizione di competenze rivolte all'analisi, valutazione, gestione e controllo del territorio. Valori fondanti che riguardano la qualità dei servizi che questi ragazzi impareranno a svolgere, la misurazione, la valutazione e il riconoscimento del merito, la capacità di operare con autonomia e responsabilità, la centralità del territorio e la loro capacità di innovare attraverso le competenze che avranno acquisito nel territorio. La cosa che intendiamo più innovativa è la capacità di questi allievi di diventare protagonisti là dove saranno chiamati ad operare, sia che si tratti di enti pubblici, sia che si tratti di enti privati. I 16 ragazzi che parteciperanno al corso avranno la possibilità di crescere dal punto di vista professionale, coniugando i saperi teorici e i saperi operativi. L'obiettivo è di traghettare gli studenti sul mondo del lavoro. Questo lo facciamo non più in via teorica come normalmente si fa durante un percorso normale di studio, ma lo facciamo andando a lavorare direttamente sul territorio. Quindi l'aula non sarà più un'aula, ma sarà un laboratorio, uno studio. L'obiettivo finale è di raggiungere un progetto che verrà consegnato all'amministrazione provinciale. I nostri esami saranno gli incontri con la committenza, la presentazione del lavoro, saranno tutti quanti quei passaggi che normalmente un gruppo di lavoro, uno studio professionale deve fare per raggiungere gli obiettivi del fine lavoro. Le imprese vivono un contesto particolarmente difficile, però in alcune realtà questo contesto difficile si è trasformato in un'opportunità. Purtroppo l'ambiente è un settore in cui le imprese sono scoperte, quindi c'è una forte richiesta di professionisti e di esperti. Il corso si articolerà in 1000 ore di lezione, di cui 640 d'aula e 360 di stage in aziende pubbliche e private del territorio, e si concluderà entro dicembre 2010.